Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto mascherina, parleremo un po' di tempistiche di varie operazioni, sia propiziatorie, operazioni magiche propiziatorie e di Dagide. Però prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale di Ildigarda del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei gruppi Facebook e anche nel mio diario, perché lo sapete che da mercoledì in avanti alle 8:20, solo mercoledì, potete venire per la live con Pendolino e Sibille, ed eventualmente anche lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso esoterico su Telegram e l'entrata naturalmente è gratuita. Ildigarda è il vostro Marietto Veneziano. Bene, parliamo un po' di queste tempistiche, perché mi hanno contattato alcuni clienti per chiedere praticamente le tempistiche per operazioni propiziatorie oppure Dagide. Allora, dovete capire una cosa: la Dagida è qualcosa che si fa se si ha un certo modo fretta, nel senso si vuole raggiungere subito uno scopo in modo coercitivo, nel senso influenzare un soggetto in modo coercitivo. Può essere una gira che può essere fatta di 8 giorni in un mese, oppure anche ripetuta il mese dopo. Però quando si fa la Dagida, no? Cioè si fa di notte generalmente, perché la persona dorme in astrale, è più influenzabile. L'operatore magico si alza e per un'ora nel pieno della notte controlla chiaramente col pendolino se il soggetto dorme, oppure con i suoi poteri di veggenza vede se dorme, e poi opera con praticamente il surrogato della persona, opera in astrale e cerca di condizionare il suo astrale in modo che poi cada sull'eterico e sul corpo fisico e che avvenga l'azione. E questo è la Dagida. Però quando l'operatore magico, l'esoterista, fa questa operazione magica, no, di alta magia, cioè ci sono dei tempi da tenere in considerazione, dei tempi magici che sono come minimo 28 giorni di gestazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se all'8° giorno ha finito il lavoro della Dagida, cioè per 8 notti si è alzato, o 9 notti o 7 notti si è alzato tutte le notti a lavorare per un'ora sul soggetto in cui si vuole influenzare, il risultato incomincerà a vedersi nella lunazione dopo, cioè passano 28 giorni da quel momento lì e con la lunazione dopo si incomincia a vedere, no, i primi effetti. No? Quindi dal momento che si inizia la Dagida al 28° giorno che passa, c'è questo tempo di incubazione, di gestazione, e dopo si incominciano a vedere i primi effetti. Invece nei riti operativi di alta magia o cerimoniale o propiziatoria o di alta magia, nel senso che si vuole operare a influenzare, che però durano 9 mesi, sono sicuramente più lunghi, no? Hanno chiaramente degli effetti uguali alla Dagida in alcuni casi, chiaramente hanno altri prezzi, no? E si fanno per 9 mesi, una volta al mese si opera, e chiaramente dopo il 9° mese si incominciano a vedere i primi risultati certi. Chiaramente ci possono essere colpi, tra virgolette, fortunati, operazioni magiche fortunate, che magari gli effetti si vedono dopo 2 o 3 mesi. Però vi voglio dire una cosa importante: quando un'operazione magica viene lanciata non c'è nulla, ripeto, nulla, se è fatta bene chiaramente, che possa fermarla. Quindi quando voi fate un'operazione, cioè un esoterista o un mago di alta magia operativa fa un'operazione magica, è difficilissimo che una persona normale riesca a fermarla. Però bisogna fare anche un distinguo: lo deve fare un operatore magico che abbia anche le protezioni adeguate per ripararsi dal rinculo. Chiaramente se uno fa un rito propiziatorio chiaramente non c'è nessun tipo di rinculo, ma se si fanno operazioni magiche per difendere alcuni soggetti, il proprio cliente, chiaramente magari si entra in guerra con altri soggetti, magari anche diciamo un po' pericolosi. Ci può essere rinculo, ma lo assorbe chiaramente il mago. Quindi, cari amici, le tempistiche chiaramente sono diverse, la Dagida è nettamente più veloce, però c'è sempre da tenere in considerazione questi 28 giorni lunari
e dopo questi 28 giorni lunari incomincia a partire realmente l'operazione sul campo, cioè la persona assorbe il proprio corpo astrale, assorbe tutta l'energia, il messaggio e poi si dipana nell'eterico e nel materiale. Vi dico questo perché molti pensano che in un certo senso ci sia la bacchetta magica, che basta un paio di dagide e tutto si risolve. Possono esserci dei casi fortunati che si risolve, però per esperienza vi dico che molti, magari prima di passare dal marietto veneziano, passano da altri operatori e magari altri usano geni o quant'altro, geni magari di basso livello, e quindi inquinano il soggetto, in un certo senso lo parassitano e di conseguenza succede un patatrac. Faccio un esempio. Anni fa mi è capitato un caso in cui una signora aveva usato del voodoo, una particolare religione che può attivare anche magia. E cosa è successo? Questo operatore ha fatto l'operazione, è andata a buon fine e la tipa, la signora, ha riconquistato per un determinato periodo il tipo. Il problema è che questo mago nero chiaramente, aveva usato dei geni. Il genio è entrato e ha parassitato anche lei. Quindi è vero che la cosa ha avuto successo in brevissimo tempo, però purtroppo di riflesso la signora ha avuto anche lei dopo col tempo dei problemi e quindi è stata una vittoria di Pirro. Invece quando si usa l'alta magia operativa e la dadida si usa una magia soft, leggera, elegante, che non fa e non crea controindicazioni. Chiaramente però ci sono i suoi tempi di gestazione e di attesa, cioè non si usano geni bassi, non si fa stregoneria, basta stregoneria e non si fa neanche magia nera, ma si usa un sistema elegante, magico, che è sempre esistito dalla notte dei tempi, che non ha controindicazioni. Certamente se non si va a colpire una persona pericolosa, magari per una guerra importante, diciamo così. Sto parlando chiaramente di azioni di cuore in questo caso qua. Quindi bisogna sempre stare attenti a chi ci si rivolge, a che risultati. Comunque ricordatevi che se anche si fanno 8 giorni importanti di Dagida, alla fine bisogna aspettare 28 giorni. Bene cari amici, solamente queste due parole per spiegarvi che non dovete avere mai fretta e ci vogliono i suoi tempi di gestazione. Il vostro Marietto ha finito qui, vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti, di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!